e quindi anche del Veneto, che è Villafranca. L'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo ritorna protagonista quest'anno, un appuntamento che ha raggiunto, pensate, le 313 edizioni, quindi una storia raccontata grazie a una manifestazione che riesce a mettere insieme storia, tradizione, spettacoli, territorio, con la capacità di coinvolgere davvero tutta la città di Villafranca, perché tutti i monumenti verranno, diciamo, interessati da una serie di animazioni, spettacoli e attrazioni. E poi ci saranno ovviamente, oltre l'aspetto della tradizione intesa anche enogastronomica, con gli assaggi di importanti prodotti di qualità ed eccellenza del territorio di Villafranca e del territorio circostante, ci saranno poi anche una serie di iniziative proprio dedicate agli amanti della cultura, agli amanti ovviamente del tempo libero, come le famiglie, che potranno trovare davvero di che divertirsi e di che intrattenersi. E anche uno spazio ovviamente dedicato alla tradizione artigianale, con la fiera campionaria, che darà la possibilità a tutti ovviamente di poter anche acquistare qualcosa e soprattutto guardare quella che è la tradizione artigiana di un territorio molto molto importante. Quindi dicevo un'iniziativa che dal 26 di giugno si arriverà senza interruzioni al 29 di giugno, perché dal Castello di Scaligero si potrà passare a tutte le vie del territorio della città fino ad arrivare ovviamente anche alla parte del Palazzo Bottagisio, fino a interessare ovviamente le vie principali del centro storico. Io ringrazio, perché oggi i protagonisti sono loro, gli amministratori del comune di Villafranca, in particolare l'assessore Arianna Residori, che è l'assessore alle manifestazioni del comune, alla quale ora cedo la parola per, oltre un saluto, ma anche per introdurci in questa 313esima edizione dell'Antica Fiera, che è sempre molto gradita, molto frequentata e molto visitata, perché non solo i villafranchesi e i veronesi, ma anche tutti coloro dei territori delle regioni circostanti vengono a Villafranca proprio in questi 3 giorni a festeggiare insieme a voi, insieme a tutti i cittadini. A te la parola, Arianna. Buongiorno a tutti e grazie intanto per l'ospitalità, grazie ad Alberto Bozza, grazie a Claudia Barbera, e io con entusiasmo sono qua a presentare la 313esima edizione della Fiera Storica di Santo Pietro e Paolo, con orgoglio ed entusiasmo, perché da villafranchese per me è proprio storia. Quest'anno si farà come tutti gli anni, comunque, come ha sempre fatto la mia prima ragazza che mi ha ceduto il testimone, che è Claudia Barbera. Si chiuderà comunque il corso, si chiuderà via Pace, e ogni punto di Villafranca avrà il suo perché. Non a caso anche dentro al castello ci sarà ogni sera una manifestazione. Quest'anno in particolare abbiamo dedicato una giornata dedicata alla cinofilia. Cinofilia si intende cinofilia come sport, si intende cinofilia con i carabinieri, si intende cinofilia con la polizia statale, si intende cinofilia con i cani da tartufo, quindi faranno la ricerca proprio del tartufo, e non a caso, a proposito di tartufo, ci sarà tutto attorno dei banchetti dove si potrà degustare tutti i prodotti del territorio. Ci sarà anche show cooking si intende come sfogliatina, come tagliatella, come tortellini di Valeggio, quindi sarà veramente una fiera da venire a vedere e partecipare. Poi nei dettagli della cultura passerò la parola a Nicole Ortombina e ad Alessio, che anche lui in questo caso ha partecipato, e ci siamo confrontati molto in questo periodo, quasi tutti i giorni, se non quasi tutte le notti. Quindi io vi ringrazio e ringrazio ancora Alberto. Grazie Arianna, complimenti ovviamente per l'energia e la passione che ci metti
nell'organizzare le iniziative e soprattutto per essere, diciamo, un cuore generoso anche di pazienza, perché insomma sappiamo quanto difficile sia organizzare e mantenere queste tradizioni. Ora chiamerei a raccontare invece, come diceva Arianna, la parte più culturale della manifestazione l'assessore alla cultura Nicole Perino Ortombina, che ci spiegherà nel dettaglio questo percorso culturale che già accennava anche Arianna e che sarà molto interessante sicuramente per i visitatori. Basta solo. Grazie Alberto, grazie ad Arianna e anche ringrazio Claudia Barbera, che anche lei è un mio predecessore come assessore anche alla cultura di Villafranca. E sono molto felice di essere qui in rappresentanza del mio paese. E a livello culturale devo dire che anche quest'anno non mancheranno degli spettacoli e degli eventi importanti. E avremo come principale attrazione, diciamo, il nostro bellissimo Palazzo Bottagisio, che ospiterà una stupenda mostra del pittore Gianni Lucchese con quadri ispirati al Novecento, pittore che ci ha già onorato della sua presenza l'anno scorso e devo dire ha riscosso un notevole successo, pertanto anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitarlo e sono sicura che darà risalto al nostro bellissimo palazzo. Abbiamo anche l'evento alla cantoria, quindi del nostro castello Scaligero. Vicino al castello abbiamo appunto la cantoria, dove ci sarà una mostra fotografica ma anche di quadri della cooperativa Cultura e Valori dei corsisti dell'Università del Tempo Libero, corsisti che hanno appunto seguito il corso dell'università e che hanno la possibilità di esporre i loro bellissimi quadri o comunque opere e che quindi siamo felici di ospitare anche quest'anno, perché anche questa l'anno scorso abbiamo ospitata e devo dire che ha avuto un notevole successo. Inoltre, non meno importante, anzi tanto quanto, però abbiamo la possibilità di tenere aperto i camminamenti del castello, grazie anche all'ufficio IAT che è sul territorio e che ci dà la possibilità insomma di fare questa iniziativa. Come l'anno scorso abbiamo deciso di tenere aperto il Castello Scaligero anche nella serata e quindi fino alle 22. Sarà emozionante perché ovviamente una location come il castello, come Villafranca, avere la possibilità di vedere tutta l'antica fiera dall'alto sicuramente sarà emozionante e comunque un bellissimo panorama. Quindi siamo felici anche di poter fare questo tipo di iniziativa. Sarà anche presente sabato 27 giugno e domenica 28 un raduno statico di auto e moto americane vintage, e la domenica invece ci sarà un concorso dell'eleganza di città di Villafranca. Quindi insomma direi molti eventi che valorizzeranno la nostra città. L'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo è la 313esima edizione e devo dire che per chi è villafranchese, ma anche poi per chi è al di fuori, è vissuta e apprezzata tantissimo, sia per i vari eventi culturali, ma soprattutto anche per la partecipazione della popolazione villafranchese e non. Quindi siamo veramente contenti di poterla presentare qui e quindi vi ringrazio nuovamente tutti e buona fiera. Grazie a Nicole, grazie per questa spiegazione dettagliata anche dell'aspetto culturale. E allora adesso inviterei Alessio Priante in qualità di rappresentante dell'organizzazione Garda Turismo Studio Grandi Eventi, perché Alessio ovviamente Arianna ci ha parlato della fiera del territorio dentro il castello, ci ha parlato della capacità degli artigiani appunto non solo nell'ambito della gastronomia ma nell'ambito anche dei prodotti diciamo dell'artigianato locale. Ci ha parlato dell'iniziativa dedicata alle famiglie e ovviamente quello che è l'aspetto poi, Nicole, di tutte le mostre che verranno realizzate, ma credo che oltre all'esibizione cinofila ci sarà anche qualcosa di più e quindi lascio a te ora spiegarci tutti i dettagli e anche la parte più dedicata agli spettacoli e agli intrattenimenti. Allora, buongiorno a tutti, mi unisco ai ringraziamenti
degli assessori che mi hanno preceduto, quindi grazie ad Alberto Bozza, a Claudia Barbera per averci ospitato qui, ma soprattutto grazie al Comune di Villafranca, all'amministrazione comunale per averci reso partner di questa edizione, che sarà appunto, ci auguriamo che sia sempre il livello altissimo come lo è stato fino ad oggi. Una fiera che parla da sé, una storicità importantissima, quindi noi possiamo solo che essere orgogliosi di poterne far parte per quest'anno, per questa 313esima edizione appunto, e quindi il nostro compito sarà quello di cercare organizzativamente di gestire tutto al meglio e di far sì che le numerosissime iniziative possano compiersi nei migliori dei modi e soprattutto in sicurezza, che anche è uno degli aspetti insomma fondamentale che ci compete. Toccando sempre la parte del programma che non è stata esplicata, avremo un cartellone artistico importante che abbraccia soprattutto diversi generi e gusti musicali sia all'interno del castello che all'interno di Piazza Giovanni XXIII. Quindi passeremo da orchestre di liscio, appunto per un pubblico diciamo un pochino più adulto, che appunto ormai le occasioni dove poter ballare sono veramente poche, quindi dare anche a loro la possibilità di occasioni di questo genere farà felice gran parte esatto di residenti e turisti che parteciperanno. Quindi avremo Matteo Tarantino con la sua orchestra, avremo un'apertura inaugurale con la banda di Quaderni e le Maggiorette, che accompagnerà peraltro anche il corteo iniziale di inaugurazione. E avremo poi un tributo a Michael Jackson, quindi sarà anche qui uno spettacolo molto interessante da assistere, per passare poi a Walter Master J, quindi passiamo sulle note e le sonorità anni 90 con tutto un suo spettacolo insomma da vivere, ma più che conosciuto, quindi non necessita di particolari spiegazioni. Passeremo poi a delle esibizioni di danza della GDV Dance Studio, che farà lo show Musical.ly, quindi un musical appunto ispirato ai più famosi musical di Broadway, per passare poi a Susanna Pepe e alla Diapason Band, quindi un tributo a Vasco Rossi, suddivisi appunto tra l'interno del castello e appunto il centro del paese. Ovviamente tutto il programma esplicato si potrà trovare sugli eventi Villafranca, quindi sulle pagine social ufficiali e anche ovviamente poi sui comunicati stampa che ne usciranno. Per non parlare del 29, che sarà la serata di chiusura, dove l'interno del castello verrà completamente evacuato per lasciare spazio al grande spettacolo pirotecnico, dove quest'anno lo show sarà la celebrazione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, quindi anche questa è una curiosità sicuramente da vivere. Non dimentichiamoci del Luna Park esterno, quindi che è già operativo da domani sarà il primo giorno di inaugurazione e accompagnerà fino al 29 giugno tutta la fiera. E vorrei parlarvi di tantissime cose perché effettivamente il programma è ampissimo, probabilmente qualcosa anche mi sfuggirà, quindi vogliate perdonarvi, ma come dicevo prima tutte le informazioni dettagliate comunque si potranno trovare sugli opportuni siti e media ufficiali che appunto presenteranno questa iniziativa. E volevo ricordare solo gli orari, quindi dalle 17 esatto di ogni giorno il castello sarà aperto e anche le vie del centro saranno operative. E che dirvi, vi aspettiamo tutti dal 26 al 29 e ringrazio nuovamente per la vostra ospitalità Regione Veneto e Comune. Grazie. Grazie ad Alessio Priante, quindi insomma un calendario bello ricco di iniziative, di eventi e di musica. Allora chiudiamo lasciando lo spettacolo finale pirotecnico, in questo caso alla collega Claudia Barbera, che ritorna su questo palco da consigliera regionale, non più da assessore ormai, visto che insomma l'hai fatto per diversi anni nella tua città, che è appunto Villafranca, e ringraziandoti ovviamente per la presenza, lascerai a te la chiusura insomma, per un invito e anche per raccontare l'esperienza di queste feste che hai potuto vivere. Grazie Alberto, in primo luogo devo un ringraziamento sentito al collega Alberto Bozza per aver voluto fortemente presentare questa edizione della Fiera dei Santissimi Pietro e Paolo in questo contesto. E non nego che per me è un'emozione davvero particolare perché presentare questo evento a Palazzo Ferrofini ha un significato simbolico importante. Da villafranchese per me è particolare e davvero speciale essere qui e mi complimento con la
le ex colleghe Arianna Residori e Nicole Ortombina, che hanno messo in piedi un palinsesto assieme ad Alessio Priante, un palinsesto davvero ricco di iniziative che mette al centro la tradizione nel rinnovamento. Il programma è davvero vario, ma valorizza quelle che sono le radici di Villafranca. L'abbiamo sentito nella spiegazione del programma. Al centro ci saranno le tante associazioni che lavorano ogni giorno sul territorio, dalla cultura alle manifestazioni. Villafranca, è bello ricordarlo anche qui, è città dei motori. La Regione è impegnata a valorizzare il grande patrimonio delle auto storiche, ma non potremmo farlo se gli amministratori sul territorio non credessero assieme a noi alla valorizzazione di questo importante patrimonio del Made in Italy e non rendessero le auto storiche parte integrante degli eventi principali sul territorio. Quindi è bello vedere la continuità data dal Veteran Car Club all'interno di questa manifestazione con la loro gara di bellezza. È bellissimo vedere come sempre la banda di Quadarni, che con i suoi oltre 180 anni di storia continua ad inaugurare questa bellissima manifestazione. Sarà bello vedere il castello, simbolo della nostra Villafranca, punto di aggregazione principale assieme a Palazzo Bottagisio, che ospiterà la mostra di Gianni Lucchese. Quindi un programma davvero vario che mi auguro sia partecipato come sempre. È uno degli eventi più sentiti a Villafranca e che si concluderà come sempre con lo spettacolo pirotecnico, uno spettacolo che ho visto dal programma sarà incentrato anche sull'importante anniversario di San Francesco d'Assisi, quindi con qualche riferimento probabilmente al Cantico delle Creature, quindi un appuntamento importante dove mi auguro siano presenti non solo i villafranchesi ma anche tante persone della provincia di Verona e oltre, perché Villafranca ha tante storie da raccontare. Il programma messo in atto dall'amministrazione comunale, che ringrazio e a cui rivolgo i complimenti, è davvero significativo, quindi andate a Villafranca, viva Villafranca e viva il nostro Veneto. Grazie Alberto Bozza. Grazie a Claudia, grazie, e quindi sicuramente ci saremo anche nella prossima edizione, magari portando quel lavoro che accennavi prima, che stiamo portando avanti, proprio legato al mondo delle auto storiche, perché Villafranca, ricordiamo, insomma, ha un patrimonio, ha un museo straordinario e ha una tradizione legata al mondo delle auto, in particolare chiaramente quelle storiche. Quindi non ci resta che invitarvi tutti, chiudiamo qui, dal 26 al 29 giugno a Villafranca, alla antica appunto fiera dei Santi Pietro e Paolo, e arrivederci a Villafranca, che ovviamente non ci sarà solo la festa, ma potrete ammirare anche una città molto accogliente e piena veramente di attrattive. Grazie Arianna, grazie Nicole, grazie Alessio e grazie Claudia per questa giornata di racconto della storia di Villafranca.